Erano da poco passate le 3 quando nella notte l'auto guidata da Lorenzo Niero, 23enne di Milano, è finita in un piccolo canale di scolo contro il terrapieno in cemento dell'ingresso di una casa in via Scaltenigo. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, il ragazzo, che di professione faceva il massaggiatore, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. L'impatto è stato violentissimo, tanto che il personale del 118 al suo arrivo sul posto non ha potuto fare altro che constatare la morte di Lorenzo. Sul posto sono giunti da Mira anche i vigili del fuoco, che hanno tentato in tutti i modi di soccorrere il 23enne rimasto intrappolato all'interno dell'auto accartocciatasi dopo lo schianto. Per accedere all'abitacolo hanno dovuto utilizzare ben 2 scale nel tentativo di rianimarlo. Le operazioni però sono apparse da subito difficili e complicate anche per la posizione del mezzo. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro e le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all'alba. Indagini sono ancora in corso per cercare di stabilire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.